Buon pomeriggio dal Palazzetto dello Sport di Pieve di Soligo. Mirko Villanova al commento, in cabina di regia Vincenzo Russo. Buon pomeriggio, vi dicevo, stiamo per seguire l'11ª edizione del trofeo La Piave per quanto riguarda la pallavolo maschile, una finale che inizierà una decina di minuti prima dell'orario previsto, proprio per il fatto che molti di questi giocatori sono convocati in nazionale e devono prendere un aereo, devono prendere un volo per ritrovarsi appunto al collegiale organizzato dalla federazione. Il trofeo La Piave, anche questa 11ª edizione, si conferma ancora una volta come uno dei palcoscenici più importanti per il futuro della pallavolo italiana. Tra le squadre partecipanti, numerosi atleti, vi dicevo, già convocati o nel giro delle nazionali giovanili, protagonisti dei vari collegiali azzurri. Ecco il perché proprio di questi 10 minuti d'anticipo con le due formazioni che entrano in campo adesso. Sono formazioni che conosciamo, le abbiamo viste anche nelle passate edizioni. In finale ci sono l'Under 17 dell'Allianz Diavoli Rosa e poi i corrispondenti della Conteco Czech Vero Volley Monza o Milano. Sempre Under 17, c'è l'inno d'Italia e lo ascoltiamo. È tutto pronto qui al Palazzetto dello Sport di Pieve di Soligo, dove naturalmente si fanno sentire i sostenitori delle due squadre che tra poco vedremo in campo. Ripeto, Conteco Czech Vero Volley di Monza, l'Under 17 e Under 17 dell'Allianz Diavoli Rosa. Come sono giunte queste squadre alla finale ve lo raccontiamo subito. Nelle semifinali del mattino Chionè ha perso contro i Diavoli Rosa per 2-0, mentre il Vero Volley ha battuto la formazione genoana del Colombo per 2-0. Per le semifinali dal quinto all'8° posto abbiamo avuto questi risultati: Marino che ha battuto Montecchio 2-0, poi Modena che ha battuto Piacenza per 2-1. La finale 21° posto ha visto il Wave Volley contro lo Schio, ha vinto lo Schio per 2-0. Finale poi per il 23° posto tra Cordenons e Miners, con la vittoria di questi ultimi per 2-1. Poi abbiamo avuto la finale del quinto posto tra Marino e Modena, che ha visto la vittoria di Marino per 2-1. Finale 7° posto con Montecchio Piacenza in campo, ha vinto Piacenza per 2-0. Poi la finale 3° posto che abbiamo seguito in precedenza, anche se non abbiamo commentata, abbiamo visto la vittoria di Colombo Genova per 2-0 sul Chionè di Padova. E adesso in campo ci sono i Diavoli Rosa contro il Vero Volley di Monza. Sono due formazioni, vi dicevamo, che abbiamo già conosciuto anche negli anni passati. E allora vediamo la presentazione delle due squadre, vediamo chi inizierà per primo, con due squadre che sono pronte ad iniziare. E allora vediamo l'ospite, e allora l'ospite è il Volley Monza con
Andiamo a vedere già la rosa completa con il numero 30 Nicolò Strada, con il 25 Diego Peragine, con il 29 Leonardo Picco, con il 23 Joel Quassi, con il 20 Andrea Rizzo, con il 22 Mattia Maiocchi, con il 29 Leonardo Tragni, con il 24 Diese Alfieri, con il 26 Samuele Storini che è il capitano, con il 27 Michele Mangini, con il 36 Tommaso Nardin, con il 31 Jacopo Illini, con il 28 il libero Filippo Mauri, il secondo libero è con il numero 45 Samuele Monti. Lo staff è composto dal primo allenatore che è Mauro Marchetti, il secondo Davide Valagussa e il team manager Massimo Barna. Risponde l'Allianz Diavoli Rosa, poi vi darò anche il sestetto che manda in campo Marchetti per quanto riguarda il volley Monza. Dall'altra parte l'Under 17 dei Diavoli Rosa con il numero 1 Pietro Bevilacqua, con il 3 Davide Barbetti, poi Leonardo Brizzi ma non c'è, mi hanno detto, con il 4 Nicola Massari, con il 7 Riccardo Bergognoni, con il 10 Matteo Stefani, con il 14 Diego Bussolari, con il 17 Samuele Filippi, con il 18 Matteo Brembilla, con il numero 8 Lorenzo Moro, con il numero 9 Leonardo Branchesi, con il 10 Carlo Bassani, con il 13 Tommaso Piacentini, con il 20 Matteo Vimercati che è il primo libero, il secondo libero in questo caso, con il 39 Lorenzo Ardrizzi, il libero nonché capitano appunto della compagine dei Diavoli Rosa. Il primo allenatore Moreno Travaglia, il secondo Massimo Piazza insieme ad Ingrid Bonfanti, team manager Mauro Piazza, scoutman Marco Donnarumma, preparatore atletico Daniele Molari, direttore tecnico Danilo Durand, ufficio stampa Paola Monaco. Allora le due squadre sono già in campo con il sestetto per il Vero Volley Milano. Nicolò Strada con il numero 30, con il numero 22 Mattia Maiocchi, con il numero 26 il capitano Samuele Storini, con il 27 Michele Mangini, con il 36 Tommaso Nardin, con il 31 Jacopo Illini. Attenzione al libero appunto che è Filippo Mauri con il numero 28 dalla parte opposta. Risponde così Moreno Travaglia con Pietro Bevilacqua numero 1, con il numero 4 inizia la partita intanto ma c'è un minuto di raccoglimento, un minuto di silenzio, lo rispettiamo anche noi. Minuto di silenzio rispettato. Con il numero 1 vi dicevo per i Diavoli Rosa Pietro Bevilacqua, con il 4 Nicola Massari, con il 14 Diego Bussolari, con l'8 Lorenzo Moro, con il 9 Leonardo Branchesi, con il 13 Tommaso Piacentini, schierato con il numero 39 il libero nonché capitano Lorenzo Andrizzi. È tutto pronto per dare via alla competizione, si gioca al meglio dei 3 set, quindi bisogna vincerne 2. E andiamo a seguire la prima battuta, il primo pallone da giocare per quanto riguarda i Diavoli Rosa alla battuta, la ricezione adesso per quanto riguarda Vero Volley di Monza che va a mettere quasi a terra il primo pallone e poi dalla parte opposta si rigioca una free ball e allora avanti con questa schiacciata che viene rigiocata ancora dall'ottima difesa dei Diavoli Rosa. Dalla parte opposta l'arbitro vede qualcosa, l'arbitro vede un'invasione. E c'è il primo punto per il Vero Volley che va al servizio adesso. Con Mangini. La battuta è fortissima ma termina di poco fuori. 1-1. E adesso Nicola Massari alla battuta per quanto concerne il Diavoli Rosa. Servizio.
Anche qui si forza notevolmente la battuta, poi di prima intenzione dalla parte opposta mette a terra Diego Bussolari. Due a 1, rimane al servizio Nicola Massari. Cominciano bene i Diavoli Rosa. Eccolo Massari al servizio, ancora forza la battuta, sì, buona la ricezione questa volta del Vero Volley Monza, che prova a mettere un pallonetto spinto dalla parte opposta. C'è ancora un'infrazione sotto rete e c'è il parità ancora, 2 a 2. E allora Nicolò Strada adesso per il Vero Volley al servizio. 2 a 2 nel primo set. Sbaghera Diego Bussolari, che non riesce a controllare questo pallone, dando il via libera al terzo punto del Vero Volley. Ancora Nicolò Strada al battuta sul 3 a 2 per la formazione milanese. Aveva cercato il lungolinea, è uscito di poco, però è uscita la palla. 3 a 3, punto a punto. E allora va al servizio ancora la formazione dei Diavoli Rosa con Branchesi. Forzata la battuta, ma in difficoltà la difesa del Vero Volley, poi prova a rispondere immediatamente, ci stava quasi riuscendo, mettendo giù il pallone, nulla di fatto. Poi ci pensa Diego Bussolari ad andare con questo diagonale che non dà scampo alla formazione milanese. E allora Diavoli Rosa che vanno in vantaggio per 4 a 3 nel primo set qui all'11° trofeo La Piave di Pieve di Soligo. Aiutato dal net, la palla passa con Vero Volley che prova ad attaccare, ma trova anche il numero e il muro di Diego Bussolari. Ancora una volta mette giù a terra questo pallone. 5 a 3. Prova a scuotere i suoi Marchetti. 5 a 3 e adesso al servizio era buona la battuta che è caduta improvvisamente, poi la prova a spingere, riesce anche a toccare mani fuori il muro dei Diavoli Rosa, non riesce a contenere questa azione del Vero Volley. E allora va al servizio ancora la formazione milanese. È buona, si rigioca con ancora i Diavoli che provano l'attacco, il pallonetto riuscito in qualche maniera a metterlo dalla parte opposta, e adesso c'è l'attacco dei Diavoli Rosa che mettono giù per il solito Diego Bussolari. Abbiamo capito che questo giocatore può fare la differenza sicuramente. E allora ancora Diavoli Rosa al servizio con Lorenzo Moro. Vediamo Lorenzo Moro per i Diavoli Rosa. Altra battuta forzata, riuscita bene per quanto riguarda il contenimento e il bugger. Poi il muro dei Diavoli funziona a meraviglia dalla parte opposta, riescono a mettere giù quasi un pallone, poi rigiocato ancora per lo stesso Bussolari che trova il punto. 7° punto. Prova ad allungare, allora Marchetti ci vuol parlare con i suoi. Mauro Marchetti chiama il time out sul parziale di 7 a 4 per gli Allianz Diavoli Rosa. Vi ricordo e vi confermavo in precedenza che tra le squadre partecipanti sono numerosi gli atleti già convocati o nel giro delle nazionali giovanili. Per quanto riguarda i Diavoli Rosa sono Riccardo Bergognoni, Samuele Filippi, Pietro Carlo Bevilacqua, Diego Bussolari, Nicola Massari e Lorenzo Moro, che naturalmente poi dovranno partire e dovranno andare a questo collegiale che vi dicevo
che vi dicevo in precedenza. Per Monza sono Michele Mangini, Samuele Monti, Andrea Rizzo, Samuele Storino e Nicolò Strada. Sono già nell'occhio appunto della federazione, nell'occhio delle nazionali giovanili di pallavolo maschile. E allora è adesso Moro al servizio per i Diavoli Rosa, con questa palla che con l'aiuto della rete cade dal punto numero 8. Punto numero 8 per i Diavoli. Ancora Moro al servizio. Nessuno dei due tecnici ha provveduto a sostituzioni per il momento. Si lascia giocare in questo primo set. Ancora Moro che questa volta prova a forzare, palla che non passa, e allora c'è il quinto punto per Vero Volley. Va al servizio Samuele Storini, tra l'altro è anche il capitano della formazione. Eccolo Storini, anche lui nel giro. Palla che se ne va. Palla che se ne va sul fondo. 9-5. Ed ecco Bussolari al servizio. L'abbiamo visto già decisivo in alcuni frangenti di gioco, con dei punti e delle diagonali da sotto rete che hanno dato dei punti importanti alla sua squadra. Ancora i Diavoli in attacco dal centro, si riesce a conquistare questo pallone, poi il tentativo ancora d'attacco di Vero Volley, ma il muro funziona alla grande, con Tommaso Piacentini che dice no all'attacco di Milano. Ecco il primo cambio che possiamo vedere: fuori il numero 36, fuori Tommaso Nardin, dentro adesso, mentre dalla parte opposta va al servizio il solito Bussolari. 10-5, un margine piuttosto cospicuo di vantaggio per i Diavoli Rosa. Attenzione, questo pallone rigiocato molto bene con il libero che prova a mettere sulle mani del numero 27 Michele Mangini, che non riesce però a toccare il pallone, e allora continua ad allungare la compagine dei Diavoli Rosa, mentre Marchetti si gira verso la sua panchina e verso i suoi giocatori. Pensiamo che effettuerà un doppio cambio tra poco. Abbiamo visto due uomini andarsi a scaldare già. L'attacco è violento, ma viene parzialmente ridotto dal muro ottimamente piazzato dei Diavoli. Poi c'è l'attacco ancora di Bussolari che termina fuori, e così Vero Volley va al sesto punto, mentre fuori il numero 30 Nicolò Strada. Sì. Vediamo l'entrata del numero 29, se non erro, Leonardo Tragni, mentre Marchetti sta cercando di spiegare qualcosa al suo giocatore in panchina. Può giocare ancora con i Diavoli Rosa in attacco, ed è buono ancora una volta, passa Nicola Massari. 11° punto per i Diavoli. Altra sostituzione per quanto riguarda il Vero Volley, quindi fuori il numero 31 Jacopo Illini, dentro il numero 25 se non sbaglio, che è Diego Peragine. Ha cambiato qualcosa Marchetti, mentre i Diavoli in panchina stanno facendo veramente tanto tifo per i 6 che sono in campo. La battuta è buona dalla parte opposta, può giocare, può tentare di attaccare, lo fa molto molto bene con un attacco dal centro, che è il numero 27 a mettere a terra questo pallone, Michele Mangini, guadagnare e portare a 7 il bottino del Vero Volley, 12 invece i Diavoli Rosa. Rizzo che batte. Palla che va lunga. Al
altro pallone perso per quanto riguarda Milano. 13° punto con Pietro Bevilacqua dei Diavoli Rosa al servizio. È buona la battuta e altrettanta la difesa, non l'impostazione. È stato bravo ad andarsi a prendere questo pallone. È andato Leonardo Tragni a prendersi questo pallone che non era stato alzato molto bene. È riuscito in qualche maniera a rimediare. Adesso Michele Mangini, il vero volley che prova a rimontare in questo primo set che lo vede sotto di 13-8. Buona la battuta, altrettanto la difesa dalla parte opposta, poi non c'è scampo dal centrale Leonardo Branchesi che mette a terra questo pallone e dà il 14° punto alla formazione dei Diavoli con Nicola Massari. Nicola Massari al servizio. Ecco la battuta di Nicola Massari, anche lui forza, e chiaramente ormai sia nella pallavolo maschile che in quella femminile le battute sono gran parte del gioco, perché sono state veramente una rivoluzione, diciamo, in questo gioco, con la forza che è entrata a pieno ritmo, appunto, e lo stiamo vedendo anche in questi ragazzi, in questa gioventù under 17, che non lesinano la forza nelle battute, e quindi ci sono pericolosità notevoli nelle battute, soprattutto nella prima impostazione di gioco. Al servizio il numero 9 Leonardo Branchesi per i Diavoli. Punteggio di 15-9 per i Diavoli. Il servizio lo riesce a rigiocare, va lo stesso al servizio, alla battuta, scusatemi, alla schiacciata, ma c'era il muro ben piazzato dei Diavoli, che però non riescono ad orientare il pallone in campo, palla che termina fuori, quindi c'è il 10° punto per la compagine del Vero Volley, che prova a rientrare in partita in questo primo set. È buono, gioca ancora dalla seconda linea all'arrivo, molto bene, e Nicola Massari ancora che mette a terra questo pallone. È il 16° punto per la compagine dei Diavoli. Va al servizio Lorenzo Moro. Lorenzo Moro al servizio, buona anche con l'aiuto del net, poi in qualche maniera dalla parte opposta riescono a rigiocarla il Vero Volley, buono, e altrettanto bene all'attacco poi c'è questa palla gettata dalla parte opposta che permette dalla seconda linea ad un tentativo del numero 29 Leonardo Tragni, però non è riuscito a far passare il pallone dalla parte opposta, si ferma sulla rete, e quindi 17-10 per la formazione dei Diavoli, con Moro sempre al servizio. E questa volta la palla va lunghissima, va a -6 la formazione del Vero Volley. Ecco Storini che va al servizio, capitano della formazione del Vero Volley, non trova la battuta buona, si ferma sul nastro e quindi nulla di fatto. 18° punto per i Diavoli, 7 lunghezze di vantaggio per i Diavoli, che provano ancora ad allungare. Vediamo la battuta. Risposta dalla seconda linea del Vero Volley, non passa, si rigioca ancora, e allora ci prova, bravissimi in difesa, con poi il muro dei Diavoli che mette a tacere tutto quanto, e allora l'attacco di Vero Volley
viene bloccato ancora e c'è un time out chiesto da Mauro Marchetti, tecnico del Vero Volley, che sul 19-11 per i Diavoli ferma il gioco, ci vuol parlare sopra, e allora vediamo che cosa riuscirà a sortire da questo time out. Come vi raccontavo in precedenza, numerosi appunto i giocatori che da qui, da Pieve di Soligo, oggi dovranno andare a prendere un volo per andare al collegiale della nazionale Under 18 a Messina, convocato dal 25 al 29 gennaio. Per i Diavoli Rosa 4 dovranno salire sull'aereo per Messina, e sono Bevilacqua, Massari, Moro e Bussolari. Per quanto riguarda, non c'è nessuno del Vero Volley. Per il Trentino Volley De Zaiacono, per il Prata Pordenone Miolo, per il Chionè Padova Pesce, per il Cisterna Marino Volley Trotta. Questi sono i giocatori convocati appunto nel collegiale della Under 18 in svolgimento, e si svolgerà dal 25 da oggi appunto la convocazione al 29 gennaio a Messina. 12° punto per il Vero Volley, che dopo il rientro dal time out ha cambiato registro. Vediamo, spunta anche il sole, speriamo non infici le nostre riprese, perché abbiamo questa difficoltà che non è nostra ma è proprio dell'impianto sportivo di Pieve di Soligo, che quando c'è il sole che batte sulle vetrate le immagini sono particolarmente non bellissime, diciamo così. E allora fuori il numero 20 Andrea Rizzo per quanto riguarda il Vero Volley, che prova con Marchetti, che prova a cambiare in rotazione i suoi 6 uomini in campo. Purtroppo però non funziona nemmeno questa battuta del numero 26 Samuele Storini, il capitano, che la mette lunga e quindi nulla di fatto. E allora dalla parte opposta i Diavoli Rosa, mentre sono scatenati in panchina quelli che sono lì ad incitare i propri compagni in campo, prova ad attaccare la formazione. È stato fortunato in qualche modo, con un colpo di testa è riuscita la palla a passare dalla parte opposta. E c'è il 14° punto firmato dal Vero Volley. C'è Nardin adesso al servizio, eccolo, Tommaso Nardin. Ancora in rete, parecchie le battute sbagliate in casa Vero Volley, mentre doppio cambio ancora nelle fila dei Diavoli Rosa. Dentro Davide Barbetti, che va a sostituire Bevilacqua, poi e allora Stefani che sostituisce Moro. Questi cambi che sono stati effettuati da Moreno Travaglia, con la battuta adesso per i Diavoli. È buona anche la ricezione di Monza, che va a mettere a terra con Michele Mangini. Michele Mangini che non dà scampo, ed è lo stesso Mangini che va alla battuta. Cambio ancora, fuori il numero 26 Samuele Storini, ed entra il numero 23, mi pare, Joel Coassi. Si attende la battuta, ecco il fischio dell'arbitro. Ancora in rete, tantissime le battute sbagliate del Vero Volley. Michele Mangini guarda disperato verso il suo tecnico, e c'è il cambio con il libero, che è il numero 28 Filippo Mauri, che è rientrato in campo. 4 in ricezione adesso, è buona, e allora prova l'attacco in banda con i Diavoli che ricostruiscono, e sta bravissimo
la ricostruzione poi del libero di Milano. Ancora si gioca il pallonetto tentato e riuscito da parte di Milano, che allunga ancora la sua striscia positiva per il momento, portandosi al 16° punto. Sono 6 di svantaggio anche in questo caso. Bello scambio a cui abbiamo assistito. In battuta il Vero Volley e palla lunghissima, quando prima ho detto che troppe le battute sbagliate, direi proprio di sì. Leonardo Tragni che viene consolato dal libero Filippo Mauri. Palla che viene concessa e viene data adesso ai Diavoli, che vanno al servizio in battuta, anche lui forza. Palla però che termina fuori per Leonardo Branchesi, che cede il posto poi al libero. In campo 23-17 per i Diavoli, che sono quasi addirittura d'arrivo del primo set, con i Diavoli all'attacco dal centro. Palla che non tocca nessuno e quindi guadagna un punto, quindi sale a quota 18. 23 ne ha il Diavoli Rosa, che hanno 5 vantaggi, diciamo così, sulla formazione del Vero Volley. Può giocare l'attacco dalla banda ancora con la rigiocata da parte di Milano, che poi trova invece un muro super galattico. Mette a terra il 24° punto e c'è il primo set ball per la formazione. Primo set ball per la formazione dei Diavoli. Vanno al servizio con Matteo Stefani, che può chiudere il primo set. Vediamo. Si gioca, forza la battuta, palla che termina non di molto, però è andata lunga. Annullato il primo set ball, 19 i punti per Milano, che adesso andrà al servizio con il numero 24, Gese Alfieri. Eccolo qui, Gese Alfieri. Alla buona, palla lunga, e allora al secondo set ball se lo aggiudicano quelli dei Diavoli Rosa, che chiudono 25-19 il primo set per i Diavoli Rosa, qui alla finale dell'11° trofeo La Piave. È una bella gara di finale, una bella partita che stiamo godendo e vedendo attraverso il canale streamingsport.it, dove potete seguire naturalmente la nostra telecronaca.
Rieccoci collegati con il Palazzetto dello Sport di Pieve di Soligo. Si sta giocando l'11° trofeo La Piave qui a Pieve di Soligo, con in campo per la finale primo e secondo posto l'Under 17 Allianz Diavoli Rosa e la Conteco Czech Vero Volley di Monza, sempre Under 17. È una partita questa di finale che è iniziata una decina di minuti prima, proprio per il fatto che, come dicevo in apertura, molti di questi giocatori sono impegnati e saranno impegnati in un collegiale nazionale Under 18 a Messina da oggi al 29 di gennaio. È la conferma ancora una volta di più come questo palcoscenico sia uno dei più importanti per il futuro della pallavolo italiana maschile. Lo stiamo vedendo con le due ottime squadre che stiamo vedendo in campo in questa finale, ma lo abbiamo visto per tutte le giornate appunto che si sono disputate le gare, semifinali questa mattina, poi le altre gare che hanno concluso appunto il girone dando la classifica finale, e direi che è stato un torneo di alto livello, e quindi, come ormai ci ha abituato la Piave con l'organizzazione appunto di questo torneo nazionale, che è un po' una vetrina veramente importante. È tutto pronto per dare il via al secondo set. Vi ricordo che si gioca al meglio dei tre, quindi basterà per i Diavoli Rosa vincere il secondo set per vincere la finale, mentre per quanto riguarda la compagine del Vero Volley deve fare di tutto per riportarsi in parità, per poi giocarsi il terzo set cercando di beffare appunto e di ritornare davanti a tutti. Primo pallone del Vero Volley gettato, e ancora i Diavoli Rosa che aggiungono un punto, e il primo di questo secondo set vanno al servizio i Diavoli con la battuta che va non impensierire la ricezione del numero 31 Jacopo Illini, però poi il tentativo di ricostruire non riesce, e allora c'è il secondo pallone e il secondo punto conquistato dalla compagine dei Diavoli Rosa. Mentre i tifosi incitano Monza, adesso c'è il servizio, il tentativo di andare a mettere giù il pallone non riuscito da parte di Milano, con ottima la ricezione tra l'altro del libero di Milano, però funziona a meraviglia ancora il muro del numero 9 e del numero 8 di Casa Diavoli, Lorenzo Moro e Leonardo Branchesi, che non fanno passare nemmeno un pallone. Battuta per i Diavoli sul 3-0, iniziato molto bene questo secondo set. Palla che non va dalla parte opposta. Era il numero 1 Bevilacqua che sbaglia uno dei pochi servizi sbagliati dalla sua formazione. Infatti Travaglia lo richiama immediatamente, dice nessun problema, cancelliamo. Può giocarlo ancora in attacco dal centro, devastante questa schiacciata dal centro che mette a terra qualsiasi problema. E allora Nicola Massari adesso pronto a ricevere il pallone, un po' una consuetudine questa, i palloni per le battute le deve passare sempre il libero. Sono delle consuetudini naturalmente delle strategie poi che ogni squadra attua o che vuole attuare. È buona? Vediamo. No, termina out il pallone cercato da Gese Alfieri, palla che termina fuori. Di poco, se dobbiamo essere sinceri, però nulla di fatto con il quinto punto per i Diavoli. 5-1. Battuta Diavoli. Altrettanto era buona la ricezione
fatta dal libero di Monza Filippo Mauri, però purtroppo poi non si è riusciti a ricostruire dalla parte opposta con Mattia Maiocchi che non è riuscito a mettere dalla parte opposta il pallone. 6-1, ottima partenza nel secondo set da parte della compagine di Milano. Palla, vediamo che va fuori, dice il primo arbitro. E adesso va al servizio il numero 24 Diese Alfieri, che sceglie il lato sinistro del campo per la battuta. Poi il tentativo di ricostruzione, palla forse usciva, se l'è trovata tra le braccia il numero 22 Mattia Maiocchi, che non riesce a togliere le mani. Palla che forse era destinata sul fondo, invece toccandola così ha dato il 7° punto alla compagine di Travaglia, che va al servizio. Un missile che parte di Leonardo Branchesi, che non riesce a calare, non riesce a scendere, quindi nulla di fatto. Con il 3° punto Travaglia ci parla con Branchesi. 7-3. È buona con l'aiuto della rete, però dalla parte opposta prova il cerchio e questa volta c'era il muro ottimamente piazzato della formazione del Vero Volley, però palla lunga sul fondo purtroppo per quanto riguarda la formazione milanese. Palla che termina fuori e adesso c'è Lorenzo Moro che va al servizio. Moro non passa. Non passa questo pallone, il 4° punto per la Politecnico Czech Vero Volley. E allora c'è il 4° punto per il Vero Volley. Vero Volley che nel primo set ha sbagliato veramente un'infinità di battute. Sono state un po' la difficoltà che si è trovato appunto il sestetto di Marchetti. Adesso passa, è fortunato, può attaccare, però i Diavoli attaccano e mettono in lungolinea questo pallone che va a dare il 9° punto alla formazione dei Diavoli. Allora c'è un cambio, esce Massari, entra il numero 18 Matteo Brembilla. E niente, va al servizio allora l'ottimo Bussolari, Diego Bussolari, numero 14 della formazione dei Diavola Rosa. Buona, può giocare, può l'attacco dal centro molto buono per Michele Mangini. La risposta è lì, dal centro per quanto riguarda il Vero Volley. Sarà lo stesso Mangini alla battuta. Vediamo se riescono a rimontare qualche punto quelli del Vero Volley. Attacco ancora, sì, buono il muro, poi ancora Pietro Bevilacqua che va a servire un ottimo pallone alla sua banda. Il muro che tocca e quindi la segnalazione dell'arbitro per questo tocco a mura e per il punto del decimo punto. E allora entra il numero 12 per quanto riguarda i Diavoli Rosa, quindi dentro Carlo Bassani, che entra in campo a dar sostegno ai suoi, cercando di allungare ulteriormente la striscia. Buona dalla parte opposta, si rigioca, il tentativo a una mano di andare dalla parte opposta del palleggiatore, appunto il numero 25 del Vero Volley, Diego Peragine, che non riesce, viene murato e quindi il cambio fuori Peragine, dentro il numero 30 della compagine di casa Nicolò Strada, che aveva iniziato appunto il match. Nicolò Strada che ritorna in campo e allora in attesa della battuta dei Diavoli Rosa.
con questo pallone con qualche difficoltà in ricezione, poi dalla seconda linea buca il muro a 3 messo dai Diavoli. Rientra il libero, fuori il numero 13 Tommaso Piacentini. Cercano e provano a risalire la china quelli del Vero Volley. Ancora al servizio, palla che cade, e allora può giocarla senza grossi problemi i Diavoli e vanno appunto a prendersi questo punto senza grosse difficoltà, perché il muro non riesce, il muro fa segno anche Marchetti, muro che si è aperto all'ultimo istante, quindi qualche difficoltà, poche difficoltà create dal muro di Milano ai Diavoli Rosa. Servono i Diavoli, 12-6, secondo set qui al Palazzetto dello Sport di Pieve di Soligo per l'11° trofeo della Piave. Attenzione, ancora un attacco di prima intenzione, poi dalla seconda linea è costretto a palleggiare e metterla dalla parte opposta, allora può attaccare il Vero Volley con mani e fuori sul muro, provato a contenere. Hanno provato a contenere il muro di Bassani e di Moro, ma non ci sono riusciti, e allora punto numero 7 per il Vero Volley. Ancora al servizio buona, non molto bene, palla troppo sotto, ne approfitta ma non conclude. Si conclude perché poi il pallone di Bassani non riesce ad essere giocato da un altro giocatore del Diavoli Rosa, e allora provano ad andare a -4 per quanto riguarda la compagine di Monza, che va al servizio con Mattia Maiocchi. Eccolo, 4 da recuperare per Vero Volley. Maiocchi al servizio, buona la ricezione dei Diavoli, che provano l'attacco violento, mani e fuori. Il muro costruito dal Vero Volley non tiene, ne parla anche il numero 24 Alfieri con il suo tecnico, con Mauro Marchetti. Qualcosa che non funziona, non ha funzionato nel muro. E allora adesso Matteo Brembilla con il numero 18 va al servizio per i Diavoli. Palla che va dalla parte opposta con questo attacco molto buono del Vero Volley. Era il numero 31 Jacopo Illini che mette a terra il 9° punto per il Vero Volley. E allora ci prova, ci crede Samuele Sturini, il capitano della formazione, prova a trascinare i suoi. Sono 4 i punti di distacco, 4 i punti da rimontare. La battuta adesso di Storini. Può passare dalla parte opposta e allora può impostare questa azione molto bene. Poi altrettanto bene la difesa di Milano. Poi c'è qualcosa sotto rete, vista un'invasione. L'arbitro ferma tutto. 10° punto per la Vero Volley, che deve provare a rimontare, deve provare a vincere questo set per andare e costringere al terzo set la compagine dei Diavoli Rosa. Non effettua nessun cambio Travaglia, gli va bene così per il momento, e allora 13-10 per Diavoli Rosa, con la battuta che viene ricostruita e prova l'attacco ancora, ricostruisce Vero Volley. Buona questa alzata all'indietro per trovare lo schiacciatore che non perdona, va a guadagnarsi l'11° punto, -2 per il Vero Volley, con Samuele Storini, il capitano, che sta stringendo i denti e sta portando i suoi verso la parità. 13-11 per i Diavoli Rosa, battuta di Storini, è buona, dalla parte opposta si gioca, può tentare l'attacco, sì, vediamo se l'ha toccata qualcuno, no, termina out il pallone di Carlo Bassani dal centro, che va fuori. E allora siamo a -1, da -6 a -1. Sono stati molto bravi questi del Vero Volley a rimontare e a farsi nuovamente sotto in questo secondo set.
hanno sbagliato meno, soprattutto in battuta. Adesso però non perdona l'attacco dei Diavoli, che si portano a 14 ancora con il solito Bussolari. E allora vediamo Bassani con il numero 10 sulle spalle che va al servizio sul 14-12 per i Diavoli. Palla che passa, riceve bene e allora può attaccare il pallonetto, poi Bassani non ci arriva, aveva messo la mano ma la palla ha toccato terra prima che potesse arrivare Bassani, e allora nulla di fatto con il numero 31 Jacopo Illini ancora al servizio per cercare di riportarsi in parità dopo aver rincorso il risultato per tutto il secondo set. È buona la battuta ma altrettanto bene la difesa, poi il muro di Vero Volley che regala il pareggio 14-14 alla propria squadra, e allora è un ottimo momento per il Vero Volley. Se ne accorge Travaglia, che chiama immediatamente il time out, ne parla con i suoi ragazzi per cercare naturalmente di reagire immediatamente. Ricordiamo che il primo set si è aggiudicato 25-19, l'Allianz Diavoli Rosa. Pronti a rientrare, mentre lo speaker chiede un applauso meritato per le due squadre che stanno dando vita ad una bella finale, una finale primo e secondo posto, ancora con il Vero Volley al servizio molto bene, altrettanto bene l'attacco che va a terra dei Diavoli Rosa, con il solito Bussolari che secondo me si candida per uno dei premi come miglior giocatore visto qui a Pieve in questo torneo. Vedremo se abbiamo ragione. 15-14 per i Diavoli che vanno al servizio. Violenta questa battuta, poi in qualche maniera si mette dalla parte opposta ma solo in bagger, può lavorare ancora per cercare il tentativo di punteggio, poi un po' di confusione da parte dei Diavoli che in qualche maniera in bagger riescono a mettere dalla parte opposta. Seconda linea del Vero Volley che riescono a ricucire nuovamente quelli dei Diavoli, dalla parte opposta non può forzare, e allora l'attacco ancora, questa volta in pallonetto molto bello del numero 27 Michele Mangini. È stato veramente un bello scambio questo che abbiamo visto. 15-15 adesso, punto a punto tra le due formazioni in questo secondo set, un secondo set che è decisivo per quanto riguarda il Vero Volley, che deve impattare dopo aver perso il primo. Può giocare ancora dalla seconda linea, altrettanto bene la difesa del Vero Volley, poi il muro funziona molto molto bene con Tommaso Piacentini che mette a terra questo pallone, chiude ogni varco, e quindi 16-15 tornano in vantaggio ancora i Diavoli Rosa, tornano in vantaggio. a 16-15 per i Diavoli. Prova l'attacco, il pallonetto viene rigiocato facilmente, allora seconda linea dal centro, sprecata questa volta da Bussolari. Nuovamente parità tra le due compagini, 16-16 scusatemi, e quindi con il numero 14 Bussolari che ha perso una grossa occasione per portare avanti ancora la sua squadra. Batte il Vero Volley, ottima, ancora ci riprova, viene bloccato dal muro, ben schierato, ben optato dalla formazione del Vero Volley, che questa volta sul secondo tentativo dei Diavoli vanno a
punto, 17-16, ancora davanti i Diavoli. C'è Tommaso Piacentini al servizio per i Diavoli. Vediamo la battuta. Sì, è andata lunga ma buona. Adesso può attaccare altrettanto bene la difesa. C'è riuscito a farla passare, quindi un bel attacco del Vero Volley. Altro bello scambio questo in bugger dalla parte opposta. Può solo rigiocarla così, può. Bravissimo. Sì, altro scambio molto bello e Samuele Storini, il capitano del Vero Volley, mette con il braccio sinistro dalla parte opposta. Molto bravo. 17-17, va a riportare in parità le due compagini. E allora secondo set che deve cercare. Non ci voleva questo errore per il Vero Volley, che concede un punto di vantaggio. 18-17. C'è Bevilacqua al servizio per quanto riguarda la formazione dei Diavoli. Buona. Bella la difesa dei Diavoli, che poi rimettono dalla parte opposta senza chiudere. Può provarci, no, si rigioca ancora. Attenzione, l'impostazione, poi il tentativo della banda. È una palla spinta molto molto bella. È stata una gran palla questa del numero 18 Matteo Brembilla, che è andato a conquistare un punto difficilissimo e importantissimo. 19-17, c'è il time out richiesto da Marchetti. Ci fermiamo anche noi. Rientrano in campo le due squadre. 19-17, 2 punti di lunghezza per quanto concerne i Diavoli. Nuovamente questo secondo servizio per l'Allianz Diavoli Rosa di Pietro Bevilacqua. E allora c'è Bevilacqua ancora al servizio per i Diavoli Rosa. 19-17, 19 per chi batte, 17 chi riceve. Anche in questo caso ha portato il suo effetto il time out chiesto da Marchetti. Cambio fuori Bassani per il Diavoli. Adesso i Diavoli che vengono sostenuti dal loro pubblico. 19-18, 18 per chi batte, 19 chi riceve. In qualche maniera viene fischiato questa palla trattenuta da parte del numero 18, appunto Matteo Brembilla. Attenzione, ancora parità, 19-19. La battuta del Vero Volley si rigioca con una fucilata per il 20° punto del Diavoli. Tornano in vantaggio 20-19, un punto di vantaggio con ancora Matteo Brembilla al servizio per i Diavoli, con un punto di vantaggio per la sua squadra, per la sua formazione. Brembilla, palla dalla parte opposta, quindi può attaccare, lo fa con la mano sinistra ancora una volta il centrale del Vero Volley. Annullato anche questo vantaggio, 20-20 con il numero 26 Storini, il capitano del Vero Volley, che va al servizio, ascolta le indicazioni del suo tecnico Marchetti.
Palla che viene messa dalla parte opposta, un po' di difficoltà per l'impostazione, però poi trova questo attacco che è il solito Bussolari. Sì, è il solito Bussolari che risolve il problema andando a sparare sul muro che non riesce poi a contenere, e allora 21-20, proprio punto a punto questo secondo set importantissimo per il Vero Volley, che sta cercando con le unghie di aggrapparsi alla possibilità di andare. Palla lunga che Leonardo Branchesi scaraventa fuori. 21-21, 21-21, ancora situazione di parità. È buona. E allora si può giocare, adesso vediamo l'impostazione con Bussolari che spinge, ma si rigioca con il Vero Volley, muro a 3 addirittura. Muro a 3 costruito, è un muro a 3 che va a commettere fallo, probabilmente toccando sotto rete appunto la rete, e c'è il 22esimo punto per la formazione del Vero Volley che passa in vantaggio. Attenzione, è un momento che deve continuare per Marchetti e per i suoi ragazzi se vogliono andare a giocarsi il tutto per tutto nel terzo decisivo set. Può attaccare, lo fa bene, ma altrettanto bene la difesa di Monza, poi il muro che funziona alla grandissima in questo caso. Doppio cambio. Allora entra Barbetti e poi Matteo Stefani. Fuori Bevilacqua. Vediamo se provando a muovere qualche pedina riesce a dare una scossa ulteriore Travaglia, perché è lì vicino per chiudere il match, per chiudere il titolo e per fregiarsi appunto del titolo dell'11° trofeo La Piave qui a Pieve di Soligo. Gioca ancora con il Vero Volley che va alla schiacciata, che viene parzialmente rigiocata. Bussolari ancora ci prova, palla che viene ritenuta ancora in gioco, muro a 3, muro che riesce in qualche maniera a mettere dalla parte opposta poi con il numero 10 Matteo Stefani. Ancora muro a 3, dalla parte opposta il libero può giocare ancora l'attacco, questa volta il pallonetto vincente molto bello di Jacopo Illini. Jacopo Illini, bellissimo il pallone spinto dalla parte opposta, gli dà il 5 anche il suo coach, e adesso Travaglia ci vuole parlare sopra, vuole fermare l'ottimo momento del Vero Volley. La formazione della Conteco c'è il Vero Volley. Rientrano in campo le due squadre. Rientrano in campo le due squadre con la situazione di vantaggio per Vero Volley, una delle poche volte che è in vantaggio. 23-22. E allora Trani è al servizio adesso per il Vero Volley. Trani non deve sbagliare. 23-23, ancora situazione di parità tra le due formazioni. Time out richiesto ancora da Marchetti. Si ritorna in campo sul 23-23 dopo che Marchetti ha fermato immediatamente dopo lo sbaglio del suo ragazzo che ha messo in rete il pallone. Non vuol dare nessuna possibilità agli avversari, e allora adesso c'è Bussolari
Bussolari che va al servizio, attende il consiglio del suo coach. Vediamo, si è spostato sulla parte sinistra del campo, vediamo dove mette questo pallone in lungolinea, poi può rigiocarlo il Vero Volley, che prova l'attacco e ci riesce anche bene, ma altrettanto bene la difesa dei Rosa, che poi sprecano tutto con il numero 18 Matteo Brembilla. Lo scaraventa in rete, niente da fare. Allora c'è il primo set ball per la formazione del Vero Volley. E allora è il numero 39 Leonardo Picco ad entrare in campo e va proprio al servizio. Leonardo Picco al servizio, visto che prima aveva sbagliato il giocatore di Marchetti, adesso ha messo Picco entro per questa battuta. La battuta con un pallonetto alto va ancora a favorire, non passa, vediamo, sì, forse era passata, la tengono, poi bene, attenzione questa palla, ma c'è la palla. Protestano quelli del Vero Volley, annullato il primo set ball, fuori Picco. E allora vediamo se Piacentini riesce a riportare in vantaggio ancora i suoi, quelli dei Diavoli Rosa, che saltano in panchina. Piacentini al servizio, 24-24, secondo set decisivo. Buona la ricezione anche del Vero Volley, il muro termina fuori, 25-24 per il Vero Volley. E allora c'è il set ball per il Vero Volley con Strada al servizio, non deve assolutamente sbagliare. Sì, palla che cade adesso e allora può giocarla con questo ottimo muro da parte del Vero Volley. Adesso deve andare dalla parte opposta non attaccando, attacca invece ancora il Vero Volley, parzialmente contenuto il pallonetto, è arrivato con una mano, bravissimo il libero del Vero Volley, poi l'attacco ancora, buono lo scambio, bellissimo lo scambio in questo frangente, trova il punto decisivo per riportarsi sul 25-25 Matteo Stefani, che riporta i suoi in parità. È veramente una bella partita, è veramente un ottimo set questo, è il set in cui il Vero Volley ci sta provando per tentare di andare al terzo. E allora Matteo Stefani ancora al servizio, anche in questo caso non deve sbagliare. E allora 25-25, secondo set, non deve sbagliare Stefani, il violento il suo tiro e il suo servizio, poi rigioca ancora e allora può attaccare ancora la formazione dei Diavoli Rosa. Bene la ricezione poi in qualche maniera, il muro che non riesce a contrastare l'attacco del Vero Volley, 26-25. 26-25. E allora serve Mattia Maiocchi per il Vero Volley. Con una mano dalla parte opposta, ma ancora un miracolo, no, ha toccato terra, vediamo, dice di aver sbagliato, vediamo l'arbitro cosa dice. Dovrebbe essere dato il pallone alla compagine, sì, e allora c'è il 26esimo punto per il Vero Volley, che prova veramente ad andare a conquistarsi questo secondo set che gli permetterebbe di andare al terzo e di cercare di vincere questo trofeo. Dalla parte opposta ancora con qualche difficoltà, è brutta questa palla perché non possono riattaccarla quelli dei Diavoli, ed eccolo lì il punto che concede la possibilità, 27-25 per la formazione
del Volley Monza e quindi 1-1 si andrà al terzo decisivo set. Tutto pronto per giocarsi il terzo set, quello decisivo per quanto riguarda questa finale dell'11° trofeo La Piave qui a Pieve di Soligo, dove in campo ci sono il Vero Volley di Milano e i Diavoli Rosa che si stanno dando battaglia, per così dire, sul parquet del Palazzetto dello Sport di Pieve di Soligo per giudicarsi questa finale. Allora era partito benissimo i Diavoli Rosa, erano partiti molto bene vincendo il primo set per 25-19. Buono il secondo set invece per la formazione del Volley Monza, che è riuscita al gran finale a superare 27-25 i Diavoli Rosa e portare così la gara al terzo decisivo set, che è quello che deciderà la vittoria di questa partita, la vittoria di questa gara, che è iniziata una decina di minuti prima, proprio per permettere tra l'altro a numerosi ragazzi che devono partecipare al collegiale nazionale Under 18 di Messina proprio da oggi al 29 gennaio. E allora tutto pronto per dare inizio al terzo decisivo set, con Bevilacqua per i Diavoli Rosa che va al servizio. È il primo pallone che gioca nel terzo set la formazione dei Diavoli.
dalla parte opposta può provare ad attaccare subito. Volley Monza, lo fa anche bene, ma altrettanto bene la difesa dei Diavoli. Poi trova il muro, ma è un muro che termina fuori. Bene però, ben piazzati in questo caso. Muro che però termina con le mani non all'interno del campo, quindi nulla di fatto. Ancora con Bevilacqua, 1-0 per i Diavoli. Vediamo se troveranno la forza per reagire dopo essersi fatti rimontare anche nel secondo set. Buono il tentativo di mettere dalla parte opposta a mano invertita, e allora può giocare ancora il Volley Monza. Trova il muro a 3 costruito dalla formazione dei Diavoli Rosa. Vola il libero Filippo Mauri del Volley Monza. Non serve però, si è grattato anche sul pavimento perché si sta controllando il fianco, è scivolato lungo. Ancora Bevilacqua che ha iniziato bene il suo giro in battuta, 2 punti per lui, vediamo se colleziona anche il terzo. Bevilacqua, buono, non trova l'appoggio, forse volevano l'invasione. L'arbitro non è di questo avviso. C'è Marchetti che dice al suo giocatore di chiedere all'arbitro, perché giustamente forse era di qua, è andato a prenderselo dalla parte opposta. È questo che sta chiedendo, che sta dicendo il giocatore del Vero Volley. Poi l'arbitro dice che rimane così della sua decisione, quindi c'è il terzo punto, non cambia nulla. Terzo punto per la formazione dei Diavoli, che è ancora con Bevilacqua al servizio. Bevilacqua sostenuto, è una buona battuta, attenzione, qui c'era una palla che l'arbitro non se l'è sentita e adesso allora non se l'è sentita di dare una palla trattenuta in precedenza, e adesso invece va a fischiare un'infrazione dei Diavoli per il 3-1. 3-1 per i Diavoli, mentre la battuta è del Vero Volley. Non passa. Hanno sbagliato un sacco di battute, soprattutto nel primo set, e poi decisamente meglio nel secondo. Adesso c'è il primo errore nel terzo, con il numero 4 Nicola Massari che va al servizio. Massari, buono il bugger per permettere l'attacco al Vero Volley. Poi dalla parte opposta, dalla seconda linea, arriva come un razzo, mette dentro questo pallone. Poi il muro ottimamente costruito dal numero 9 Branchesi e da Lorenzo Moro, che chiudono 5-1. Marchetti vuole ragionarci sopra, vuole parlare con i suoi ragazzi, allora chiama il time out sul 5-1 per i Diavoli. Niente da dire o poco da dire da parte di Travaglia ai suoi, mentre Marchetti ha sfruttato fino all'ultimo il minuto a disposizione. Adesso le due squadre nuovamente in campo con il 5-1 per la formazione dei Diavoli Rosa, che ha preso 4 lunghezze di vantaggio. È buona, con altrettanto bene la difesa del Vero Volley. Poi il muro dei Diavoli non trattiene questa palla, muro è fuori. 5-2.
E allora va al servizio ancora il capitano con il numero 26 Samuele Storini, che abbiamo visto in precedenza giocare delle palle interessantissime. E allora Storini va alla battuta, è buona, passa dalla parte opposta, si può giocare con questo tentativo che è riuscito in qualche maniera a tenere, poi ci pensa Bussolari. Ci pensa il solito Bussolari a chiudere i giochi. 6-2. È sicuramente uno dei giocatori più interessanti che abbiamo visto in questa finale. Buona. E allora può giocare ancora l'attacco ed è altrettanto bene. Va a metterlo a terra. Questo pallone quasi vicino alla linea di fondo. 6-3. Ci sono i giocatori dei Diavoli che vorrebbero asciugare il campo, se ne accorgono un po' in ritardo gli addetti, però poi non se ne fa nulla. E allora asciugato, e allora 6-3 per la formazione dei Diavoli Rosa. Passa con l'aiuto del net il pallone, l'attacco ancora di Bussolari che questa volta termina fuori. E adesso i Diavoli si affidano gran parte a Bussolari, che li ha salvati, li ha trascinati nel primo set decisamente molto molto bene. Ancora lunga questa battuta, troppi gli errori del Vero Volley al servizio, con il numero 31 che mette fuori questo pallone. Jacopo Illini, nonostante la sua buona partita, mette fuori questo pallone. 7-4 per i Diavoli nel terzo decisivo set qui al Palasport di Pieve di Soligo. In bagger l'attacco provato, il muro a 3 che blocca, e allora ci riprova dalla parte opposta. È buona la spinta, poi ancora si rigioca mettendo soltanto però un pallone spinto dalla parte opposta che non sortisce effetto, e allora può attaccare, lo fa di prima intenzione molto bene il numero 1 Bevilacqua, che decide di mettersi in proprio, chiude 8-4 e allora si gira il campo 8-4 e poi si riprenderà con il vantaggio di 4 punti per la formazione dei Diavoli Rosa. Ne approfitto per dirvi che appena terminato il match la prima cosa che verrà fatta sarà premiare i singoli ruoli, gli MVP di tutto il torneo. Ma questo è il terzo decisivo set, 8-4 parziale, il servizio è pronto. E lo speaker lo ricorda che saranno premiati appunto i migliori giocatori al termine immediato del set, proprio per il fatto che, vi dicevo in precedenza, molti devono prendere un volo per andare a Messina, dove è convocato il collegiale nazionale Under 18, e numerosi di questi giocatori che stiamo vedendo devono essere presenti appunto a questo collegiale, e quindi per dare la possibilità a tutti c'è stato questo cambiamento di programma, con i Diavoli Rosa che provano ad accelerare ancora. 9-4. Lorenzo Moro adesso al servizio. 9-4 il parziale nel terzo decisivo set qui al Palasport di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Sbaglia Moro. Quinto punto collezionato, va al servizio. E allora Tommaso Nardin con il 36 sulle spalle per provare ad allungare e ad avvicinarsi, naturalmente, visto che sono a -4 quelli del Vero Volley. Palla che viene rigiocata ancora, il tentativo poi non sortisce effetto. Buono! È andato a prendersi il pallone, sì, è andato a prendersi il punto, perché proprio sull'angolino in fondo al campo
con il Vero Volley che va a prendersi questo punto importante, 9-6, con sempre Tommaso Nardin al servizio. Buona, passa dalla parte opposta, non si accorgono i giocatori del Vero Volley. Palla che cade nel proprio campo con il numero 30 e il numero 27 che si guardano spaesati. Palla che cade e punto per i Diavoli Rosa, 10-6. Buono, può giocare dalla seconda linea, dal centro, ma trova il muro ancora una volta. Un buon muro di Nicola Massari che mette a terra il pallone. E adesso c'è Bussolari, ma arriverà la battuta dopo il time out richiesto da Marchetti, che vuole ancora parlare con i suoi ragazzi. Diavoli già in campo, mentre fino all'ultimo secondo il colloquio di Marchetti con i suoi ragazzi. E allora c'è Bussolari ancora al servizio per i Diavoli Rosa. 11 per chi batte, 6 chi riceve. Passa la palla, cade poi all'improvviso Bussolari, ace per Bussolari. Sicuramente, come dicevo in precedenza, uno dei migliori giocatori che abbiamo visto in questa partita, ma poi ha fatto un ottimo torneo. 6 punti di vantaggio per la formazione dei Diavoli, con Bussolari al salto. Oh, palla che vola lunga. E allora prova ad avvicinarsi a 5 punti di distacco il Vero Volley, con il 27 che va al servizio, Michele Mangini. Michele Mangini dalla parte opposta. Che brutta palla questa, non riesce a salvarla in qualche maniera. E allora altro punto per il Vero Volley che risale, va ad 8 punti con 4 di distacco. E ancora Mangini pronto alla battuta. Palla che è lunga, troppo lunga. Ancora una palla sbagliata in battuta. In effetti in panchina allargano le braccia, perché ne hanno sbagliate veramente tantissime, soprattutto nel primo set. Tantissimi errori dalla battuta, e in effetti Marchetti adesso ci sta parlando, ma è stata un po' questa la nota negativa della formazione. E la difesa adesso si fa beffare da questo pallone di Tommaso Piacentini, che va a collocare il pallone nell'angolo dove non c'è nessuno, dove non ci arriva nessuno. 14-8 per i Diavoli. Ancora Diavoli alla battuta. Cortissima questa palla, è bravo il libero del Vero Volley, poi altrettanto bravo questo giocatore appunto del Vero Volley, che mette dalla parte opposta e dà un punto importantissimo, il 9° punto. Allora entra Peragine, che andrà in battuta poi al posto del numero 30, che è Nicolò Strada, che era partito nel sestetto base all'inizio della partita, poi è passato un po' in panchina, visto il non buon momento suo.
e la palla non vola dalla parte opposta per il numero 4 Nicola Massari, che è andato a provare il diagonale, che però è rimasta in campo, nel campo dei Diavoli, e quindi 14-10 per la formazione dei Diavoli, che hanno 4 lunghezze di vantaggio in questo terzo e decisivo set. Batte il vero volley. E sì, ci riprova e si fa perdonare Nicola Massari. 15-10 e allora è finita. 15-10 con la vittoria dei Diavoli Rosa, che di 5 lunghezze superano la formazione del vero volley e si aggiudicano il torneo, si aggiudicano l'11ª edizione del trofeo La Piave. Noi scendiamo per le interviste di rito. Per quanto riguarda i due tecnici, è stata una bella partita quella che abbiamo visto, quella che abbiamo commentato qui dal Palazzetto dello Sport di Pieve di Soligo. Scendiamo. I miei giocatori del torneo li premieremo subito, perché la maggior parte devono partire per il collegiale con la nazionale, hanno il numero 19-15 da Venezia, perché qui ci sono molti atleti della nazionale under 17 maschile. Ci siamo quasi. Intanto, per premiare questi atleti invito qui l'assessore allo sport della regione Veneto, assessore Roma. Se va bene qui, perfetto. Siamo con Traviglia. Beh, insomma, direi che Pieve ti piace. Mi piace, è una bella cornice. È stata una bella partita. Siete partiti benissimo, sembrava fatta, perché poi loro vengono recuperati, ma succede più o meno sempre così in queste finali. Sì, più che altro ho provato a far giocare ragazzi che hanno giocato meno, e per vedere sotto pressione cosa avrebbero fatto. Abbiamo perso i vantaggi, ci sta. È stata una bella partita, dicevo, con qualche bel giocatore che si è già visto, fanno parte delle nazionali, insomma direi che il futuro della pallavolo italiana è in buone mani. Speriamo di sì. Coach, adesso come continua la stagione? Continua con la prossima tappa per questo gruppo, sarà le qualifiche ci siamo qualificati per il Bustinello, quindi faremo a Pasqua questo torneo. Poi vabbè, noi in Lombardia abbiamo ancora la finale provinciale da dover giocare, c'è tempo insomma. C'è tempo. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, anche a voi. Se questa è la pallavolo, siamo felici così. Anch'io. Grazie. Complimenti, grazie. Bene, ringraziamo Traviglia, vado dalla parte opposta, vedo se Marchetti ha voglia di dire qualcosa, vediamo se il coach... So che magari non avrebbe voglia di parlare, ma insomma no, dai. Eccoci qua, siamo da questa parte adesso. Allora, è il primo set che vi ha un po' condizionato, perché non bello. No, tutta la partita non bella, ma a merito dei Diavoli. Loro al secondo set hanno fatto il turnover facendo giocare le seconde e le terze linee e l'abbiamo vinto a 25, quindi vuol dire che loro sono totalmente superiori a noi. Già di storico, quando giochiamo malissimo così poi non c'è storia. Dove avete sbagliato? Il primo set dove avete sbagliato soprattutto dalle battute quasi tutto, e lì forse anche se c'erano qualche errore in meno forse poteva mettersi in maniera diversa. Sì, credo che abbiamo sbagliato l'approccio perché eravamo molli dappertutto e la battuta abbiamo provato, perché nel momento in cui
partiamo sotto di 5, dobbiamo provare a recuperare col servizio e facendo 10 errori in un set ovviamente non si recupera. Poi abbiamo lavorato malissimo su tutto, quindi non abbiamo giustificazione di nessun tipo. È un secondo posto comunque da cui poter lavorare, da cui poter continuare a lavorare, no? Questo è il futuro della pallavolo italiana. No, noi facciamo il torneo alla Piave perché è di altissimo livello e troviamo tutte le migliori d'Italia. Essere arrivati secondi per il terzo anno di fila significa che il lavoro è buono ma non ottimo. È in un periodo della stagione che ci serve per capire anche dove siamo e cosa ci manca, quindi siamo anche contenti di perdere quando scopriamo nervi scoperti che dobbiamo migliorare, quindi va bene, sì. Coach, buon lavoro. Grazie, complimenti. Grazie. Buon lavoro. Bene, abbiamo concluso, vediamo se riesco magari ad avere vedo l'assessore allo sport, vediamo se riesco ad averlo qui, vediamo se riesco ad avere Fantin. Assessore, allora vediamo se riusciamo ad averci. Siamo qui. Dove siamo? Siamo lassù noi. Allora, assessore, direi che un colpo d'occhio così, insomma, ogni anno mi pare un bel colpo d'occhio. Quest'anno ancora più dell'anno scorso, è incredibile la partecipazione anche delle squadre che sono rimaste giustamente a onorare i finalisti, che non è scontato. Eh sì, non è come il calcio, Non è come il calcio, non è scontato, e il colpo d'occhio è veramente bello. Questi ragazzi che hanno combattuto in questi 3 giorni di pallavolo a livelli nazionali, per cui a livelli molto importanti, siamo sicuri che qualcuno di questi ragazzi calcherà i campi nazionali nei prossimi anni. Sì, sicuramente, anche perché la finale è iniziata 10 minuti prima proprio per il fatto che c'è un aereo da prendere per molti di loro, perché vanno a un collegiale nazionale a Messina, quindi se il futuro della pallavolo è questa, beh, siamo in buone mani. Siamo in ottime mani, decisamente. Assessore, vedere il palazzetto così a me rende felice, quindi immagino anche a lei e all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale è senz'altro felice, questo è lo scopo per cui questi luoghi sono costruiti, è quello di fare aggregazione e sport. Noi crediamo molto nel potere anche politico dello sport, la capacità che ha di unire i ragazzi, di farli crescere, di farli diventare cittadini modello, proprio perché i principi dello sport sono principi che condividiamo tutti quanti. Bene, la ringrazio, buon lavoro. Grazie. Ciao. Mi pare che abbiamo concluso, perché l'assessore regionale è lì davanti, ma certamente non riusciamo ad averla ai microfoni in breve tempo, quindi direi che se vogliamo aspettare e vedere un attimo se c'è qualche giocatore interessante, come dicevo in precedenza, non vedo la premiazione di quello che avevo detto che era uno dei migliori giocatori visti, il numero 14. Non ho seguito l'ordine con cui è stato fatto, vediamo se poi riusciamo ad avere qualcuno, ma anche il presidente della società. È un trionfo dei diavoli, perché hanno 3 uomini premiati, 2 quelli del vero volley, insomma, più uno del Colombo Genova che è in mezzo a loro, e vi ripeto, appunto, questi sono i migliori giocatori scelti dall'organizzazione, e quindi direi che ecco, loro se ne vanno, devono lasciare per ecco, vediamo se riesco ad avere perché l'assessore dello sport parla al microfono, e quindi aspettiamo. Che siete qui oggi. Ringrazio davvero per questo bel working progress che è stato fatto anche con l'integrazione della cooperativa che gestisce anche i ragazzi che abbiamo visto salire ai tavoli, quindi vi ringrazio per questo duplice momento anche insieme e di inclusione, e davvero complimenti perché avete fatto vedere
no, ecco, dai. Ci siamo? Bene. Allora, Presidente, mi pare, stavamo parlando in privato qui che non ci sentiva nessuno, mi pare bene. Bene, benissimo, siamo orgogliosi della riuscita della manifestazione. Quest'anno abbiamo sognato in grande, avevamo 24 squadre presenti, avevamo tantissimi ragazzi provenienti da tutta Italia, si è aggiunta Roma, si è aggiunte tantissime squadre e il livello tecnico elevatissimo, siamo felicissimi. Travolti dalle squadre che stanno entrando, perché il giusto finale, perché insomma lo meritano e lo meritate anche voi. Ho parlato con l'assessore allo sport, è orgoglioso di questo pienone qui, ma ti credo, insomma, vedere questo pubblico e vedere poi anche il meglio della pallavolo, direi che di più non si poteva. Siamo riusciti ad abbinare una manifestazione sportiva di livello nazionale con il coinvolgimento del territorio. Abbiamo coinvolto associazioni, strutture ricettive, è stato qualcosa di più di un semplice torneo sportivo, è stata una manifestazione che ha convogliato qui tantissimi spettatori e siamo felicissimi dell'aiuto che abbiamo avuto dalle associazioni e dalle amministrazioni regionali, dalle amministrazioni comunali, dalle associazioni sportive che hanno collaborato con noi. Ci piace pensare che la riuscita di questa manifestazione è una sinergia di tante realtà. Ti lascio, ti chiamano. Grazie, gentilissimi, grazie a voi. Allora vediamo se riesco a prendere l'assessore regionale che ho visto transitare da questa parte, però non vedo più e quindi dobbiamo chiudere perché non riesco a trovare l'assessore regionale allo sport che poteva darci qualche indicazione, qualche suggerimento. No, non la vedo e quindi ci fermiamo qui. Aspetta che... Mi dicono appunto che se n'è andata e quindi siamo a posto, un impegno. Sindaco, bene, noi ci salutiamo e terminiamo qui il collegamento, vi lascio con le immagini della nostra regia per questo finale bellissimo qui dal Palasport di Pieve di Soligo. Bene, siamo tutti pronti, le autorità stanno arrivando, molto bene. Allora partiamo perché qui abbiamo il presidente della FIPA Veneto, Michele De Conti, a cui farei un applauso, poi passa il microfono perché adesso qualcosa la sentirete. Buonasera a tutti, ragazzi meravigliosi, sapete che siete i nostri ambasciatori del volley maschile, qui ci si gonfia il cuore a vedere 24 squadre, tutte il maschile che sta soffrendo un po' nei tesserati. Volevo ringraziare particolarmente e fare i complimenti alla Piave Volley per aver coinvolto tante amministrazioni comunali e tanti partner sportivi, non solo di volley, bravi proprio a... Praticamente ho calcolato che in 30 ore circa qui sono state giocate quasi 80 partite, perciò è stato un fast and furious di volley a 360 gradi, perciò bravi veramente di cuore, la Piave si merita un applauso, bravi ragazzi. E per concludere io spero di vedere molte delle squadre presenti qui oggi a Caorle dal 18 al 24 di maggio, perché come Veneto organizzeremo la finale nazionale Under 17, perciò mi raccomando a combattere in campo nei prossimi mesi che vogliamo vedervi a Caorle. Grazie Under 17. Grazie Michele, e chiamo anche Laura Calestiato, presidente del comitato FIBA 3-1 e Laura, anche tu devi dire qualcosa, giusto? Sì, chiaro che dico qualcosa con molto piacere perché questo torneo così prestigioso nel nostro territorio di Treviso Belluno è un fiore all'occhiello, quindi grazie ragazzi dell'impegno che ci mettete tutti i giorni in palestra e a scuola, perché di sicuro non è facile fare
io tiro l'acqua al mio mulino, quindi davvero grazie e in bocca al lupo davvero per il resto della stagione e chissà davvero di vedervi di nuovo qui in Veneto a Carme per la vostra finale nazionale. Grazie. Grazie Laura, l'augurio lo spero anche per loro e vorrei sentire anche due parole dal sindaco di Falla di Soligo, Mattia Perencina. Quindi Mattia, perché la chiave è di lui. Buon pomeriggio a tutti, grazie ovviamente per questa bella manifestazione che ogni anno ci regala grandi emozioni, ma anche una bella giornata di sport, di vero sport, quindi complimenti veramente di cuore alla Chiave per il grande impegno che ci mette nell'organizzare una manifestazione di questo tipo che è diventata ormai sempre di più un punto di riferimento per questa società, per questo territorio, per cui grazie veramente per l'impegno al Presidente, a tutto il Consiglio, a tutti i genitori, a tutti gli atleti, a tutti voi che siete qua oggi, perché ci credete, perché da diversi anni siete qui con noi e quindi noi vi ospitiamo ben volentieri perché insomma crediamo molto nello sport e credo che questo esempio per la giornata di oggi possa rappresentare la miglior gioventù ma soprattutto il bello sport che si vede nelle nostre palestre. Grazie ancora a tutti, buona giornata, complimenti a tutti gli atleti per il vostro impegno. Grazie Mattia. Oggi qui siamo a Pieve di Soligo e ringraziamo che ci ha concesso il palazzetto appunto di Pieve di Soligo, che hanno Federico Fatin che rappresenta appunto il comune di Pieve di Soligo. Prego Federico. Buonasera, grazie a tutti. È un piacere vedere gli spalti così gremiti. Vi arriva il saluto della città di Pieve di Soligo e della sua amministrazione, ma vi dicevo che è un grande piacere vedere il palazzetto pieno perché questo è il motivo per il quale questi luoghi sono costruiti, per riempirli di atleti, di genitori, di dirigenti, di persone che come voi fanno sport, faticano e onorano il sacrificio di molte persone che fanno sì che lo sport sia una delle cose più belle, più aggreganti, più inclusivi che ci siano. Grazie davvero di cuore a tutti voi per lo sforzo e per la presenza. Grazie Federico. E non chiamo qui a parlare, però ringraziamo anche chi partecipa come comune, cioè Miane, Moriamo della Battaglia, Serragni della Battaglia, Susegana e Valdobbiadene. E poi ringrazio le società sportive che contribuiscono a dare una forte alla Piave, che è la Volley Piave, il Titolo Voleo Volley, il Valdobbiadene Volley, il Volley Miane, la DBS Calcetto Miane, il Basket Pieve e Pallavolo Susegana, perché non voglio fare la forza. Le altre due parole vorrei farle fare a un'associazione speciale che oggi ha dato anche lei il suo contributo, la Rete Cooperativa Sociale e gli ospiti della comunità Alloggio Casa Maria dell'Aide di Vidoro. Per l'altro loro contributo e servizio. E prima di lasciarvi la parola ricordo che tutti i trofei presenti li hanno realizzati a mano loro. Prego. Allora, buonasera a tutti, io sono Patrizia, sono il coordinatore di Casa Maria dell'Aide, cooperativa La Rete. Qui con me c'è Serena, che è un'operatrice che lavora in struttura, Elisabetta, Riccardo e gli altri ragazzi che vedete là sono le persone che vivono in Casa Maria dell'Aide. E l'applauso va a loro perché sono loro che con grande impegno e con grande pazienza hanno realizzato con il personale della comunità questi curiosi trofei. Quindi grazie per la collaborazione che abbiamo con la Piave, grazie per questa possibilità che ci date ogni anno. Per noi collaborazioni come queste sono vita, sono energia, sono essere nel territorio, momenti di inclusione e per noi sono fondamentali, quindi grazie. Complimenti a voi, grazie ancora. Oltre a questa associazione andiamo a ringraziare la Proloco di Mosmino, la Proloco di Con San Martino. Un applauso anche loro per il servizio. E finalmente iniziamo le premiazioni di chi
in questi 2 giorni era dentro il terreno ufficiale di gioco, ma prima di chi ha sudato e saltato, chiamo qui tutti gli arbitri che verranno premiati e fotografati per rimanere nell'annale di questo trofeo. Prego, venite tutti, rispondetevi e farete una bella foto ricordo. Una bottiglia di vino per tutti gli arbitri. E mentre escono gli arbitri, facciamo con un applauso, facciamo un bocca di lupo a Maura, un applauso che ha fatto eccellente questa settimana, ma sono sicuro che entrerà. Bene, andiamo a premiare Mauro, dove sei? Partiamo dalla 24esima classificata, che prenderà anche il premio Fair Play, giusto? La futura Cordonance. No. Ciao ragazzi, complimenti. Ci teniamo a premiare la squadra che ha dimostrato nel corso del torneo della manifestazione un comportamento che ha un atteggiamento sia per quanto riguarda l'atteggiamento in campo che quello fuori del campo, negli spogliatoi, durante le pause del pranzo, il fair play, una socialità. Li abbiamo visto con tanti sorrisi, li abbiamo visto educati, bravi e abbiamo voluto premiarvi con questo riconoscimento che ci teniamo di cuore a fare. Siete atleti, siete anche ragazzi e quindi complimenti, bravi. Questo lo consegno all'allenatore, dirigente e accompagnatore. Foto di rito fatta. E si prepara la 23esima classificata che verrà premiata da Daniele Merotto della Brocco di Corsa Martino, da Trento ACV Miners, 23esima classificata. Si prepara William, l'altro di Mosnigo, per premiare la 22esima classificata, che si prepara anche lei, così acceleriamo, per cui c'è gente che deve fare parecchia strada per tornare a casa e domani devono andare a scuola. Quindi un applauso alle CV Miners, 23esima classificata, e William appunto è pronto per premiare la 22esima Wave Volley Bessica. Ultima classificata Wave Volley Bessica, che verrà premiata appunto la rappresentante della Proloco di Mosnigo. Mi chiamo a prepararsi della Ferrovetto Ezio Michelin. Dovrà premiare la 21esima. Ancora un applauso alla Wave Volley Bessica. Appunto adesso Ezio è pronto per premiare la 21esima classificata a Valle Ischio.
21esima classificata. State vedendo appunto foto di Newton anche per la volley schio. Ora un applauso alla volley schio. Adesso andiamo con la 20esima classificata dell'Una Volley, l'assessore dello sport di Milano, Diego Conte. Dispongono per la foto di rito dell'Una Volley. Con un applauso al Belluna Volley, 20esimo classificato. Adesso andiamo di corsa con il 19esimo, la Fulvio tiene e la premia l'assessore dello sport nazionale della battaglia, Daniel Frezza. Fulvio tiene 19esima classificata, venite. E allora dopo la Fulvio andiamo alla 18esima, la Consa Ravenna, sempre Daniel Frezza a premiare i 18esimi classificati. Foto dedicata per voi ragazzi. Per chi di voi è curioso, oltre al premio alla bottiglia di vino nella borsa rossa ci sono i gadget a ricordo dell'evento, degli elastici per gli atleti e lo staff. Ancora un applauso alla Consa Ravenna. Adesso andiamo alla 17esima. Viene premiata dall'assessore dello sport colombiano della Maria Chiara Geronaffo, la Cosmos Volley, 17esima classificata. Si dispongono per la foto il Cosmos Volley. Sì, arriva l'applauso, 17esima classificata. Complimenti ancora, Maria Chiara Rimani che andiamo a premiare anche la 16esima, lo Iaca Volley. Ancora un applauso allo Iaca Volley. Grazie Maria Chiara. E adesso andiamo alla 15esima classificata, la squadra di casa, la Piave Volley. E come la premiata al suo presidente Mauro Borrigna. Disponete per la foto ragazzi. 15esima classificata.
Grazie. Un minuto soltanto, in questi giorni di gara noi abbiamo osservato un minuto di silenzio. Con noi durante le gare e alle premiazioni c'è, anche se non presente fisicamente, un ragazzo che avrebbe giocato con noi il torneo, avrebbe potuto giocarlo. Ci sentiamo sentiamo la sua mancanza e abbiamo voluto onorarlo portando qui la sua madre. Grazie. Grazie Mauro, grazie ragazzi. Comincia una classificata la chiave volley e continuiamo con la 14ª. Chiama il C9 Arco Riva. 14ª classificata, allora il servizio possibile di Moriano se lo aggiunge per premiarla. Venite ragazzi, foto di dito anche per voi. Con un applauso del signore Arco Riva, 14ª classificata. Loris, rimani lì che andiamo a premiare assieme a te anche la 13ª classificata, il Volley Treviso. Si mettono in posizione, foto di dito anche per il Volley Treviso, 13ª classificata. Con un applauso a questi ragazzi. E continuiamo con le premiazioni, siamo al giro di boa, abbiamo la 12ª classificata, trattiamo l'Itas Trentino e la premierà l'assessore sport di Pieve di Soligo Federico Fortuna. 12ª classificata Itas Trentino. Ancora un applauso all'Itas Trentino, 12ª classificata, e Federico Romano per premiare l'11ª classificata, la Desio Volley Brianza. Venite ragazzi, 11ª classificata. Intanto che premiamo, facciamo un applauso a Desio Volley Brianza, 11ª classificata. Facciamo un ringraziamento alla Fara e a Frassinelli, Vini Spumanti, e andiamo a premiare la 10ª classificata, il Verona Volley, che verrà premiata dall'assessore del comune di Fara, Eva Balancini. Sono spariti, Verona Volley. 10ª classificata, Verona, ci sono già tornati a casa. Sono andati. E allora andiamo sempre con la 9ª classificata, Tinet Prata. Premiati da Eva Balancini, rappresentante del comune di Fara di Soligo. 9ª classificata, adesso si mettono la foto il Tinet Prata.
segnalo all'ottava classificata la Montecchio Volley, che è premiata dal presidente della FIBA per il lavoro Laura Calestato. Ottava classificata Montecchio Volley. Ancora un applauso al Montecchio Volley. Laura Armani che ti faccio premiare un po' di squadra. Andiamo alla settima classificata, la Gas 6 Blue Energy Piacenza. Settima classificata di questo 11° trofeo alla Piave. Fatto diritto anche per loro, settimi classificati, Gas 6 Blue Energy Piacenza. E dal settimo posto passiamo al sesto, premia ancora Laura, Modena Volley, sesta classificata in questa edizione 2026. Un applauso alla Modena Volley, sesta classificata. Intanto invito tutti i collaboratori della Piave a raggiungersi qui dietro le cantine. E andiamo sempre con Laura a premiare la quinta classificata, la Marino Pallavolo Roma. Collaboratori della Piave, intanto raggiungeteci qui dietro alle cantine. Sta arrivando per il fatto diritto la Marino Pallavolo Roma, quinta classificata, premiata dal presidente del FIBA 3-1, Laura Calestiato. Foto diritto per loro. Ancora un applauso alla Marino Pallavolo Roma, quinta classificata. E ci stiamo pian piano avvicinando al podio e chiamo Michele De Conti, il presidente della FIBA Veneto, per premiare le prossime 4 squadre. La quarta classificata, QN Padova. Difficile mettere tutti in posizione per la foto. Eccoli là, foto di rito per la QN di Padova, quarta classificata. Bravi ragazzi, adesso Michele prende il premio per la terza classificata, Colombo Genova. Foto di diritto anche per i vincitori della finale terzo e quarto posto della Colombo Genova, che appunto si sono classificati terzi in questa edizione.
Bravi ragazzi, e Michele adesso si prepara a premiare la seconda classificata, Vero Volley. Complimenti ancora a Vero Volley, seconda classificata di questa edizione del 26. Ora Michele si prepara per premiare la vincitrice di questa edizione. Sento che si sta scaldando un palchè, i Diavoli Rosa. Vincitori dell'edizione 2026, 11º trofeo a prendere alla 17 maschile. Proprio alla fine vengo vicino a voi perché anch'io sono un genitore come voi, vi ringrazio che portate in giro i ragazzi, so che non è facile e volevo chiedervi l'ultimo applauso anche per la mia famiglia fatta di altri genitori con la maglietta rossa e la felpa grigia che in questi 2 giorni hanno lavorato. Quindi di nuovo davanti al palco delle premiazioni, per favore velocissimi che poi salutiamo, lasciamo andare i ragazzi, più veloci, perché alcuni di loro sono 2 giorni che sono rinchiusi dentro le palestre e meritano un applauso sentito e il mio ringraziamento. Sono forse il numero 1 nella lista, ma sono l'ultimo perché senza di loro questo torneo non sarebbe possibile realizzare. Grazie. Grazie saluto. Tra tutti i collaboratori ce n'è uno in particolare. Questo torneo ormai ha un papà, è figlio di una persona che lo cura da mesi. Un grande applauso per Luca Sandri. Adesso chiedo la cortesia a tutte le squadre, vorremmo fare una foto di gruppo, quindi se tutti assieme per una foto di gruppo, la migliore pallavolo giovanile oggi, grazie. E a tutti un augurio di buon rientro a casa e arrivederci al 2027. Bravissimo. Grazie allo speaker Alberto Pancera che ci ha aiutato. Grazie a Streaming Sport che ci ha assicurato la diretta dell'evento.
andare verso le tribune, poi faremo la foto, quindi tutti rivolti verso di me, quindi tutti si vedrete rivolti verso di me, tutti qui, mi dovete rivolti di me, tutti qui, diavoli, ci siete, grazie. Adesso ci siamo? Alla foto. Mi fate un grandissimo sulle mani, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Su, sulle mani. Su, tanto non è stata bravissima. Siete